Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi faremo una piccola brevissima pillola sulle scelte coraggiose di alcune persone, soprattutto mamme, che hanno figli e nipotini a cui devono prendere delle scelte coraggiose perché stanno arrivando tempi molto importanti. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi vuole dire praticamente che è finito ed è in commercio praticamente l'ebook di Abbondanza Radionica creato da Hildegard Manetto Veneziano, costa 75 euro e lo trovate nel sito alcapitano.altervista.org nelle shop. Quindi costa 75 euro, è personalizzato alla rata radionica di chi lo acquista, chiaramente, dopo che ci avete inviato il pagamento, il nome, cognome e data di nascita, noi attiveremo la rata radionica per ogni circuito e rispediamo questo bellissimo ebook, costa 75 euro e lo si trova nel sito capitano.altervista.org. In più vi ricordiamo che c'è anche l'altro ebook di Radionica e Magia che costa 50 euro sempre nelle shop del Capitano. In più il vostro Marietto vi ricorda anche di iscrivervi al canale di Legal su YouTube e al canale di YouTube del vostro Marietto Veneziano. Bene, dette queste premesse, vi ricordo anche che mercoledì sera alle 21 c'è il Legare Marietto Veneziano con le sibille interattive gratuite. Potete partecipare tutti nel canale Marietto questa volta. Bene, parliamo un po' di queste scelte coraggiose che madri soprattutto, o famiglie, ci sono genitori, madri e padri devono scegliere per i propri figli in questo momento. Una cosa molto importante è però a capire a monte. A monte le scelte coraggiose non vengono fatte magari quando i figli sono grandi, ma vengono fatte quando i figli sono piccolini. Come vi ho già detto il vostro Marietto tante volte, quando 5-6 anni i figli arrivano a un'età in cui possono iniziare a fare un'attività anche non solo sportiva, ma anche ad esempio un'attività con uno strumento musicale e quant'altro, è il momento di agire, no? Di non lasciarli con le brioche e la PS4, ma di farli interagire. E sto parlando di 6-7 anni massimo, si decide quale sport o quale attività artistica, a dipendenza sempre delle qualità del ragazzo. E lì si iniziano le scelte coraggiose, perché cosa succede? Arriveranno a una certa età che i figli o saranno dei sacchi di patate o saranno delle persone che vi daranno una mano, saranno sempre delle ricchezze, saranno sempre dei personaggi che al posto di essere un peso saranno praticamente come si dice, un investimento. Un investimento non è un discorso pragmatico nel senso che dobbiamo seminare, è un discorso proprio che noi dobbiamo inserire nei nostri figli qualcosa che un giorno ci diranno grazie magari perché al posto di stare sui social avete investito tempo a portare i vostri figli a destra e a sinistra, a scorazzare in macchina per andare a fare dello sport e a un certo punto i figli non diventeranno più come per alcune madri, non dico un peso perché sarebbe offensivo, ma la via più breve per fare i propri affari, no? Cioè magari ad esempio una è abituata a stare sui social, a vedere il Marietto e parcheggia i figli davanti al PS4. Negativo, lasciate stare il Marietto, andate a prendere i vostri figli e iscrivetevi con vostro marito. Chiaramente è una battuta, però il concetto è questo, lasciate stare le serie televisive o il popcorn che avete lì, prendete i vostri figli. Perché? Perché un giorno arrivate a una certa età e in questo momento noi vediamo che stanno arrivando tempi molto particolari, impegnativissimi, bisognerà fare delle scelte coraggiose. Ad esempio, ci sono persone che in questo periodo vedono arrivare questo vaccino, no? Hanno investito molto nei figli, oltre all'amore paterno, familiare e tutto, ma hanno anche investito tempo, gli hanno dato magari un'attività, li hanno aiutati a costruire un'attività o gli hanno aiutati ad avere un'istruzione e alcune volte bisogna fare delle scelte coraggiose perché proprio in questo periodo stanno arrivando dei primi scossoni e la gente sembra tremolante, no?
E visto che alcuni genitori hanno fatto grandi investimenti di tempo, di amore, di denaro, magari per costruirgli un abito mentale fortissimo, al posto che averli lasciati davanti alla PS4 o al televisore col PS4 o l'Xbox e la merendina, no? A questo punto dicono, caspita, io ho fatto così tanto e adesso arrivano, buongiorno Maurizio Antonio, grazie di avermi salutato, arrivano questi qui del sistema e con un trick e track cercano di portarmi via in un modo o in un altro la mia creatura, no? E allora qui bisogna fare scelte coraggiose. Il vostro marietto chiaramente con il The Guard, chiaramente hanno offerto dei servizi di pulizia radionica che è importantissimo per questi tempi, e chi ha comprato il talismano, l'amuleto dell'albero sefirotico, chiaramente già lì era una scelta coraggiosa, è stato un investimento e io in questo periodo sto controllando sia con le sibille che a livello radionico alcuni committenti e vedo che ci sono dei risultati importanti, perché vedo queste persone al di là, nome e cognome non è importante, ma vedo che hanno una protezione eh, molto potente, al di là che ha fatto il De Garda e il Marietto Veneziano, e hanno fatto delle scelte coraggiose e voglio proprio invitare quelle persone che sono state coraggiose a non farsi influenzare da alcuni social, da alcuni mietitori di sventura che abbondano tantissimo in questo tempo, proprio perché come ho già detto nel 2015 e anche nel 2014 il vostro Marietto praticamente in un certo senso aveva preconizzato, cioè avvisato che sarebbero arrivate queste novità. Quindi adesso bisogna in un certo senso, bisogna in un certo senso mettere insieme tutto quello che si è seminato e non arrendersi perché stanno arrivando tempi importanti eh, e quindi le persone che hanno già fatto queste protezioni, hanno già messo queste protezioni, non si devono fare influenzare assolutamente dai suonatori di sventura, controinformazioni, da New Age, roba del genere. Questa situazione c'è sempre stata, hanno costruito la seconda, la prima guerra mondiale, quindi non è che adesso tutto il mondo è cattivo. Basta andare a vedere cosa ha fatto Gengis Khan, no? Che in confronto al Führer, il Führer in confronto di Gengis Khan era un bambinetto di 6 mesi, no? E nessuno però parla di Gengis Khan, quindi ci hanno martellato con tutte le problematiche che dovrebbero arrivare. Arriveranno, il Marietto l'ha già detto nel lontano 2014-2015, però chi ha seguito il Marietto chiaramente dal mio punto di vista ha una marcia in più, no? Quindi chi ha fatto quelle scelte coraggiose di non aver costruito un abito mentale intorno al bambino da sacco di patata, ma gli ha dato un'istruzione valida, un allenamento valido, una struttura mentale in cui lui si sveglia ogni mattina massiccio e coraggioso e arrabbiato perché vuole fare qualcosa di più, questo è buono. Quello che però dovete capire a quelle persone che hanno fatto le scelte coraggiose è di non arrendersi in questi momenti, di non abbassare la guardia in questi momenti perché molte persone, molti suonatori di pifferi, no? Saltano fuori adesso come funghi, no? A dire io l'avevo detto, io dico, non avete detto una bella beata favola, adesso voi seguite l'onda alla New Age, no? E non funziona così, ormai è troppo tardi, tutti questi qui non facciamoci l'antivirale destra e sinistra. Cari miei, se avete le protezioni giuste, l'antivirale non sarà una beata nullità. Se invece adesso cominciate a correre sulle barricate e dire ecco non dobbiamo fare l'antivirale e l'anti di qua, l'anti di là, cari miei, sicuramente una parte di antivirale magari sarà manomesso da alcuni disgraziati, ma vi voglio ricordare che chi ha le protezioni giuste chiaramente non subirà niente, no? Infatti in questi giorni controllavo delle persone e vedo che dal mio punto di vista sia con le sibille che col pendolino passeranno via lisci. Ma perché? Perché hanno fatto scelte coraggiose quando i ragazzi erano piccolini e adesso per i figli o per loro, e adesso si trovano chiaramente avvantaggiati.
Quindi invece quelli che continuano a correre dietro i suonatori di piffero da New Age, no? Adesso arriva l'antivirus, tutti sulle barricate a non prendersi destra e sinistra. O tutti contro il Covid adesso, o tutti contro il governo per il semplice fatto che ha messo i parametri. Signori, siamo in guerra, è una guerra economica, abbiamo perso il 25% del nostro fatturato industriale, cioè il 25, il 30% col Covid. Il 25% l'abbiamo già perso praticamente tra Covid e euro. Quindi non è che stiamo camminando sui garofani o sulle rose, stiamo camminando in un campo minato. Il nostro governo sta cercando di fare tutto quello che può. Per fortuna abbiamo delle forze armate, dai carabinieri alla polizia, alla guardia di finanza, ai carabinieri forestali, chiamateli poi come volete, queste strutture stanno tenendo, sebbene ci sono dei scossoni. A me ne avevano parlato nel 2000, attenzione, me ne avevano parlato nel 2000 di questa situazione in cui mi dicevano appunto che la Benemerita in questo periodo avrebbe preso dei scossoni importanti, ma avrebbe resistito proprio perché loro chiaramente si basano anche sulle preveggenze dei loro dipendenti che sono anche veggenti, no? Dei gruppi misterici che stanno dietro ai servizi segreti. Quindi in questo momento dobbiamo fare quadrato intorno alle forze dell'ordine, poi chiaro, a coscienza, cercate col pendolino chi potete aiutare e chi no, chiaramente perché anche dentro le forze dell'ordine magari c'è qualcuno che per sbaglio ha preso quella strada, ma il 99,9% sono persone proprio nate per vivere e servire nello Stato, per servire il pubblico. Quindi voglio sfatare tutti questi, adesso saliamo sulle barricate perché ci metteranno questo antivirus destra e sinistra che contiene la bestia destra e sinistra. Signori, chi ha preso nei momenti giusti, i circuiti giusti, le pulizie radioniche giuste, l'amuleto dell'albero sefirotico giusto, che ha fatto tutte le piccole meditazioni che il Marietto Veneziano ha consigliato e tutto questo sistema è sicuramente servito e servirà a superare questo momento. Invece tutti quei suonatori di pifferi che non hanno mai fatto le scelte coraggiose, seguivano gli angeli colorati, le paroline pinco panco per trovare il parcheggio o per togliere... Cioè, o trovare la fortuna, sapete quel filo di ferro che mettono intorno, metti dentro l'intento sperando che il cosmo, cioè, ma signori, ma in Libia e in Siria stanno arrivando giù supposti da una tonnellata di tritolo, cioè voi pensate che il cosmo ascolti voi, ma cioè, bisogna essere caduti da seggioloni a piccolini a 6 mesi per pensare che queste cose qui siano realistiche. Cioè, finché mi parlate di riti operativi di 6.000 anni, di 30.000 anni fa, ci posso ancora credere perché l'ho visto con i miei occhi, ma quando mi parlate di cose che si agganciano ai gregori, che chi le ha inventate e poi vi sta succhiando l'energia, il vostro Marietto ve l'ha sempre detto. Poi al solito, no, fra qualche anno il Marietto l'aveva detto. Quindi adesso stanno arrivando tempi di magra, tempi importanti in cui chi ha fatto scelte coraggiose e non ha tenuto i figli come sacchi di patate davanti alla PS4 e le birondine da mulino bianco, no? Le biroscine da mulino bianco, chiaramente si trova lì dei guerrieri. Chi invece praticamente andava ad ascoltare Marietto o andava ad ascoltare la New Age e al posto di, come si suol dire, dare un abito mentale ai propri figli, ascoltava le sciocchezze del Marietto, chiaramente adesso si trova in difficoltà e comincia a cercare cerotti per salvarsi dalla diga che sta per crollare. La situazione è molto chiara, chi ha tutte le protezioni è investito, chiaramente si troverà la stalla bella pulita in ordine. Chi invece ha cercato o cerca nelle paroline questi fili di ferro lì che metti dentro l'intento che non si capisce che, ve l'ho già detto tante volte, questi involucri di ferro stanno cuocendo le persone che sono dentro perché sono troppo forti. Chiaramente queste non sono scelte coraggiose, sono scelte pragmatiche con mancanza di conoscenza e quindi anche lì andrà tutto in vacca, dal mio punto di vista. No? Quindi a tutte quelle persone invece che adesso si trovano un pochettino sbilanciate perché sentono sui social adesso questo virus adesso è in un continente praticamente che un giorno ci invaderà perché dopo quelli dell'est arriveranno loro, no? Ve lo dico già adesso così un giorno
ai vostri nipotini potrete dire il Marietto quel giorno l'aveva detto. Proprio perché l'ho visto a 20 anni, cioè 38 anni fa me l'hanno fatto vedere. Quindi per chi ha fatto le scelte coraggiose o anche attivato gratuitamente i circuiti che il vostro Marietto con Hildegard ha messo nella, come si suol dire, nel sito capitano.altervista.org, perché magari non ha economicità, cioè non ha soldi, vanno anche bene, cioè non è che è un peccato mortale se voi li attivate per voi stessi. Chiaramente chi ha fatto degli investimenti avrà anche dei risultati maggiori, per questo qui non lo mettiamo in dubbio. Quindi queste scelte coraggiose per quelle persone che si sono attivate mesi fa o anni fa, chiaramente potranno dei, come si dice, vantaggi sul campo, no? Poi un'altra cosa che volevo dire, se voi avete un lavoro nel pubblico, dovete stare lì se seguite il Marietto, non dovete muovervi perché voi siete protetti a livello astrale, eterico, no? E non dovete farvi influenzare. Buongiorno Antonio. Grazie di avermi salutato. Non dovete farvi influenzare da quei suonatori di pifferi che dicono bisogna scappare a destra e a sinistra. No, no, voi che siete i migliori a livello eterico dovete stare lì a aiutare gli altri, perché voi siete in ogni caso protetti. Quindi tutte quelle persone che magari in questo momento stanno lavorando nel pubblico e si sentono praticamente indifese perché stanno vedendo quelle persone chiaramente sensibili, perché ci sono poi quelle che lavorano nel pubblico che certe cose non le riescono ancora a vedere, ma quelle persone che sono sensibili, ma si sono protette a tempo, non è che dovete andarvene via, voi siete proprio la punta di diamante della struttura che resisterà, non è che siete gli ultimi della ruota del carro, siete le persone più importanti che aiuteranno gli altri quando praticamente si accenderà la miccia, che la miccia è già accesa, però diciamo che quelle persone che si sono attivate e hanno queste protezioni, al momento giusto aiuteranno anche gli altri, perché il vostro campo vibrazionale, anche se non ci credete, è bello rinforzato. Se fate le pulizie radioniche, se avete il ciondolotto, se avete anche un piccolo semplice sigillo, no? Voi a livello vibrazionale siete dei soli, no? C'è poco da dire, no? E quindi se avete un posto pubblico, ma in qualsiasi posto in cui potete resistere, non mollate, non fatevi influenzare da questi suonatori di piffero che magari loro perché non hanno le protezioni giuste fanno bene a farsela sotto, ma voi non dovete mollare perché ho controllato in questi periodi gente che ha queste protezioni e dal mio punto di vista, quando arriverà la grande onda, saranno quelli che chiaramente prenderanno il colpo, sì, ma in modo nettamente inferiore agli altri. Quindi, tutti quei genitori che invece adesso, no, al posto che corazzare i figli, vanno in discoteca, si lamentano perché gli hanno chiuso i bar e i ristoranti perché non possono più andare a bere la vodka e uscire mezzi rimbambiti, io dico, non avete fatto le scelte coraggiose in un certo momento perché curavate dietro al carro del Luna Park e chiaramente adesso sì che fate bene a aver paura, ma tutti quei genitori che invece hanno preso le dovute precauzioni, o quelle mamme o quei papà che hanno preso le dovute precauzioni in quei momenti, io dico che in questo momento non dovete temere, lasciate stare quel pezzo di ferro con dentro l'intento che vi cuoce, magari metteteci dentro il nome di un nemico che cercherà di invadere il sacro suolo italiano, questo sì, quelle sono delle bombe, delle armi, ma non metteteci dentro il vostro intento perché vi state cuocendo. Ma sì, queste sono cose da New Age, no? In più, il vostro maestro veneziano vi vuole consigliare di andare a vedere le varie meditazioni. Quindi, prima di fare scelte, anche quelle che seguono da tanto tempo il Marietto, fate piuttosto delle meditazioni che ho messo sul, come si suol dire, sul canale YouTube del Marietto. Sono meditazioni semplici, ma vi danno una protezione ancora maggiore a livello mentale, in cui vi dovete sentire liberi di fare scelte coerenti col vostro karma. Non è perché uno vi dice adesso devono vaccinarci, cioè, ma questa cosa qui, voglio dire, sicuramente quelli che non sono protetti beccheranno batosta, ma quelli che sono protetti, chiaramente, visto che hanno giocato di anticipo almeno a 5 anni, sicuramente non prenderanno la botta. Dico questo perché sento gente che si fa in un certo senso influenzare o
diciamo, ha un pochettino di paura, e non dovete averla. Gli altri sì che devono farsela sotto, questo è garantito, però quelli che seguono il Marietto, la Hildegard, dal mio punto di vista, non dovrebbero avere nessun tipo, almeno quelli che ho controllato io, sono delle bombe. Poi voglio dire un'altra cosa, ultimamente il Marietto ha promosso il suo rito propiziatorio targato Marietto veneziano. La differenza con i riti, con gli altri riti che facciamo, di Venere, di Saturno e quant'altro, è che in più vengono messi due guardiani molto potenti ai lati delle persone. Questo perché? Perché in più di avere la forza planetaria che aiuta, si ha anche un aiutino in più per certi birichini che nei prossimi tempi sicuramente spunteranno, perché ve l'ho detto, quando i nostri soldati nella seconda guerra mondiale difendevano il sacro suolo italiano, sia in Russia, sia in Grecia, sia in Albania, no? E venivano attaccati dai maghi neri, ad esempio in Etiopia. Io ho un parente che è stato attaccato da un gruppo di maghi neri in Etiopia, era alto 1,90 m, ma quando è tornato la guerra ha continuato ad andare. Vedeva tavoli muoversi, piatti muoversi, no? Questi erano gli eroi che erano tornati indietro, poi si sono trovati i conigli che scendevano dai monti, che non avevano voluto servire la madrepatria, targati partigiani, e gli hanno rubato i posti di lavoro, i posti migliori a quelli che avevano servito la patria e avevano difeso il sacro suolo italiano. Quindi, per dirvi quelli che sono, come si suol dire, che hanno fatto scelte coraggiose, non hanno messo i figli davanti alla PS4 con la brioscine e li hanno impacchettati come conigli di Natale, ma li hanno fatti fare di sport, quelli che sono andati ad arruolarsi anche a fare militare, a servire al sacro suolo italiano, quelli che lavorano anche nel pubblico, perché ci sono tanti medici, dottori, infermieri, qualsiasi tipo di personaggio che sta lavorando anche per il settore sanitario, è importantissimo, è in prima linea, sta difendendo il sacro suolo italiano. Oltre a prendersi la paga, sono anche lì a difendere e servire il popolo italiano. Quelli dobbiamo sostenerli, no? E non dobbiamo credere a quei mietitori di pifferai magici, no? Che continuano a sparare contro il governo, ma non muovono un dito per aiutare il popolo italiano. Quindi a tutte quelle persone che hanno fatto le scelte coraggiose, io continuo a dire: state fermi, non muovetevi, non fatevi influenzare di lasciare il posto di lavoro a destra e a sinistra, state fermi, non muovetevi, perché l'Italia ha bisogno di voi in questo periodo qui che sta arrivando. Bene, e per finire vi ricordo che il Marietto ha messo delle, come si dice, delle meditazioni gratuite chiaramente nel canale, basta che cercate la playlist di meditazioni nel canale di YouTube del Marietto Veneziano, e queste possono rinforzare quelle persone che magari in un momento di scorramento, un momento di titubanza, possono in un certo senso trovare un aiuto, perché sono meditazioni potenti e continuano a creare un campo aurico eterico molto più potente intorno a voi. Quindi lo ripeto, quelle persone che hanno già preso, fanno le pulizie radioniche, hanno preso il ciondolotto, hanno attivato anche tutti i circuiti gratuiti, signori, siete una botte di ferro. Come diceva il mio vecchio, io difendo mio figlio, gli altri genitori devono difendere i loro figli. Se voi da piccolini non avete tenuto i figli davanti ai videogiochi, capite, a un modello mulino bianco, ma li avete fatti fare uno sport, e adesso hanno dei lavori sia pubblici che privati, ma gli avete attivato le sue protezioni radioniche, siete a cavallo. È un tempo brutto a livello planetario per tutta l'Europa, ve l'ho già spiegato un anno fa con le varie pillole, quindi non è che noi potremo schivare questo karma. Questo karma qui ci sarà, però il problema è che noi lo passeremo su un'arca di Noè vibrazionale. Per gli altri, come diceva mio papà, gli altri devono pensare ai loro figli. Quindi quelli che seguono il Marietto veneziano hanno avuto tutta la possibilità di, come si dice, alabardarsi, attrezzarsi, o seguono il legale, che è la stessa cosa. Invece per gli altri purtroppo gli consiglio di non seguire le onde negativiste della New Age, che chiaramente altro che alzare il livello vibrazionale del mondo. Qui bisogna salvare il salvabile. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito, vi ringrazio di avermi seguito fino qui e vi ricordo domani sera alle 21 sul canale di YouTube del Marietto Veneziano è visibile
interattive gratuite con la partecipazione straordinaria di Hildegarda. In più vi ricordo che già il libro di abbondanza radionica costa 75 euro, alla fine delle shop, cioè nel senso nel settore e shop del capitano.altervista.org si può già acquistare, e poi già anche Hildegard ha spiegato benissimo come funziona questo sistema. Già le persone che l'hanno acquistato in questi momenti, in questi giorni gli arriverà. Bene, grazie cari amici di avermi seguito e alla prossima, ciao.